eccoci sull'uomo al comando, Chepe González che si volta, Chepe González per la gioia dei radiocronisti colombiani che stanno urlando. Ecco che Andrea Noè all'ultimo chilometro si riporta nella scia di Chepe González, ultimo chilometro con un Noè che scatta a sua volta e sotto il triangolo dell'ultimo chilometro passa anche Rux e scatta Andrea Noè che aveva avuto parecchie discussioni con Chepe González con questa tattica, sei d'accordo, suicida? Tattica suicida. Noè adesso risponde, si porta in testa, però dietro stanno venendo veramente forte. Adesso questo è un tratto abbastanza impegnativo sul 7-8%. Il gruppo è a poche decine di metri da Roux che l'abbiamo visto scattare a 1,5 chilometri dal traguardo. È un fili che abbiamo già visto, gli scatti dei Grimper, scatti che però non portano un vantaggio, lo avevamo già detto, non portano a un vantaggio consistente. I passisti scalatori continuano con il loro passo, sarebbe un errore rispondere agli scatti, sono delle rasoiate gli scatti dei Grimper. Noè che è stato maglia rosa a lungo, maglia rosa virtuale, si sta avvicinando a un meritatissimo successo. Siamo ormai, ecco Pantani che scatta nella scia di Pantani, vediamo, ecco ancora uno scatto di Pantani, poi vediamo la maglia rosa, poi Gotti che risponde molto bene. Zaina vi sto portando verso la balaustra, ce la fa, ce la dovrebbe fare Noè. Ormai in vista del traguardo di questa tappa con un arrivo in salita, mentre Pantani ha staccato il gruppo. ma eccolo là, ormai per Andrea Noè non ci sono dubbi, vince meritatamente questa tappa. Era stato virtualmente maglia rosa, gli è sfuggito il simbolo del primato, non gli sfugge questa vittoria che è la prima della sua carriera. Prima vittoria nella carriera di Noè, una vittoria meritatissima, bravo. Mentre ecco Pantani è secondo, poi ecco Luc Leblanc, poi dopo Luc Leblanc Tonkov, poi ecco Gotti, Bartoli, poi ecco Rux, ecco vediamo Frigo, poi Zaina, poi naturalmente Alex Zulle, poi ecco che arriva Kamenzin, poi è la volta di Piepoli, poi è la volta di Vladimir Belli, ecco che arriva tutto il gruppo, mentre